Benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Allora, abbiamo detto che negli scacchi esistono giocatori ottimisti e giocatori pessimisti. I pessimisti sono coloro che hanno paura di fare qualsiasi tipo di mossa che esca, diciamo, al di fuori degli schemi della teoria, per paura poi di ricevere una contromossa ancora più forte. Quindi se ne stanno sulle sue, cercano di non fare mosse avventate, arroccano sicuramente, giocano in posizioni chiuse, insomma non cercano mai di far nulla e si accontentano molto spesso della patta. Ecco, questi sono i giocatori pessimisti che pensano che sulla scacchiera possono accadere miracoli, ma se hai valutato attentamente qualsiasi tipo di variante non potrà succedere niente. E capita anche spesso che un giocatore di categoria nazionale è in vantaggio contro un maestro, un candidato maestro. E dato che è in vantaggio, il candidato maestro o maestro chiede la patta al giocatore di categoria nazionale che è momentaneamente in vantaggio. Il giocatore di categoria nazionale va per accettare. Ecco, questo è un gravissimo errore, perché non è che se giochiamo contro un maestro questo riesce a farci dei miracoli sulla scacchiera. Se siamo in vantaggio, perché accettare la patta quando possiamo addirittura vincere? Ecco, questa è una cosa che non bisogna fare, non bisogna aver paura dell'avversario e se siamo in vantaggio, manteniamo questo vantaggio fino alla fine. Ok, poi ci sono i giocatori ottimisti, che sono coloro che pensano che con un sacrificio riescono ad aprire quella posizione fra 10 mosse, probabilmente riusciranno a fare scaccomatto, intrappolando il re con mosse molto creative. Ecco, diciamo che entrambi gli estremi non vanno proprio benissimo, perché l'ottimista spesso si imbatte in sacrifici poco corretti, mentre il pessimista non sacrifica proprio. Ecco, bisogna cercare sempre una via di mezzo. Ora andremo ad analizzare questa nuova partita fra due giocatori, uno di 13 e l'altro di 16 anni, il bianco 13 e il nero 16, appunto per cercare di capire quale dei due è l'ottimista e quale dei due è il pessimista. Andiamo a vedere. Il bianco apre con D4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3, alfiere B4, classica successione di mosse. Ora che cosa siamo abituati a vedere? Una 3 per scacciare l'alfiere, un donna C2 per tenere tutta la situazione sotto controllo, ma qui segue F3. Ok, questa mossa ci sta ad indicare che il bianco è il classico ottimista, ma questa non è una mossa sbagliata, anzi, F3 serve poi per far spingere il pedone 2 e 4 e proprio creare un grandissimo centro di pedoni al centro appunto. D5, A3, ritirata d'alfiere in E7, pedone per, pedone per. Ok, la situazione è ancora abbastanza equilibrata. Ora, che cosa può giocare il bianco? Il cavallo non lo può tirare fuori, l'alfiere non lo può tirare fuori, tutto dipende appunto da questo pedone F3 e questo pedone in E2. Quindi spingiamo questo pedone in E2, così liberiamo anche il raggio d'azione all'alfiere campo chiaro e dopo una serie di cambi il bianco ha un leggero vantaggio. Ora, cavallo C6 per iniziare a creare pressione al centro. Ora abbiamo cavallo e donna che puntano sul pedone, mentre solo la donna che difende questo pedone. Quindi questo punto D4 è in pericolo. Bisogna provvedere a difenderlo. Cavallo F3 difendendo questo pedone. Alfiere G4 andando prossimamente ad eliminare il cavallo che protegge questo pedone, appunto ritornando ancora ad essere a punto da capo per il bianco. Quindi questo alfiere bisogna impedire che catturi questo cavallo, oppure andare a proteggere ulteriormente questo pedone con un altro pezzo, per esempio tramite alfiere E3. Alfiere H5, mossa piuttosto incomprensibile. Alfiere C4, cavallo G4. Ora il cavallo G4 sta andando a minacciare questo alfiere
alfiere F4, alfiere H4, scacco, cambio, cambio. Ora, che tipo di mossa bisogna giocare a questo punto? Verrebbe spontaneo giocare alfiere G3, proprio come succede in partita, ma qui bisognava giocare un'altra mossa, per esempio G3. Ecco, qui bisognava giocare G3, che avrebbe appunto lasciato per forza di cose la ritirata alla donna. Invece in questo modo il bianco fa in modo tale da dare l'iniziativa al nero, con donna G4 ed entrate varie, per esempio anche in E3. Cavallo D5 proteggendo E3 ed andando ad attaccare C7, minacciando forchetta su Re e Torre. Arrocco lungo, difendendo la posizione. Donna C1 cercando di cambiare le donne. Donna G6. Donna F4, andando a minacciare lo scacco matto in C7. Qui il nero deve prendere provvedimenti assolutamente. Infatti torre D7 per difendere questo punto, arrocco corto, cavallo per D4 e torre nava in C1 che va sempre a puntare sul punto ormai C7 dello schieramento avversario. Cavallo E6, andando a difendere questo punto e allo stesso tempo attaccando la regina avversaria. Ma qui c'è un colpo di sorpresa. Scacco. Ora il nero deve assolutamente catturare questo cavallo che minaccia sia il re che la donna. Quindi torre per, alfiere per scacco e a questo punto re B8. Perché re B8? Perché se seguiva per esempio donna per E6 ci sarebbe stato torre per C7 e sarebbero seguite combinazioni piuttosto non molto felici per il nero, e se torre per E6 seguirebbe lo scacco matto con donna C7. Quindi re va in B8, torre per C7, torre per C7, donna per C7, scacco, il re si rifugia nell'unica casa disponibile, torre D1, donna D5 cercando attività e scacco in E3, torre D7 andando ad attaccare il re avversario minacciando un'altra volta ancora il matto. Scacco al re. Ora, qui non è ancora troppo tardi per perdere la partita il bianco. Il bianco si sposta giustamente in H1, ma se si fosse spostato in F1 sarebbe seguito il matto con cavallo per H2 scacco. Quindi re H2 giustamente, donna B6 cercando di cambiare le donne, alfiere D5, donna per, torre per B8 e ora ultimo sacrificio. E qui appunto il nero si ritirò, poiché dopo torre per, torre in C8 ed è matto alla prossima.